Amici sportivi, la più cordiale buonasera dalla pizzeria La Scuderia di Abano Terme, scelta come location per la tradizionale festa e cena di dilettanti a chi, organizzata sempre molto sapientemente da Nicola Smanio, a cui chiediamo quest'anno come è andata l'organizzazione e quali ospiti avremo questa sera. Ciao Germano, ti ringrazio della presenza. Diciamo che è stata un'edizione un po' difficile, organizzata in 4 e 4-8, diciamo, perché tanti purtroppo giustamente sono in vacanza, sono in ferie. Siamo riusciti con 2 o 3 amici a dire la facciamo, ok la facciamo. Siamo un 35-40 persone qua in una location stupenda. E tranne qualche, diciamo, qualcuno che si è ritirato all'ultimo, qualcuno si è giunto all'ultimo, comunque abbiamo un parterre abbastanza importante di allenatori e di direttori sportivi, prevalentemente di Serie D eccellenza, poi c'è qualche amico anche di promozione di prima, insomma, ecco. Bene, grazie Nicola, lasciamo la voce dei protagonisti che sono loro questa sera e noi andiamo a mangiare qualcosa e appunto lasciamo la voce agli ospiti. Grazie mille. Roberto Toricello, direttore sportivo dell'Union Clodiense, programmazione stagione 2022-2023, come sta andando con l'Union Clodiense? Direi bene, siamo in linea con i programmi, con i tempi, con gli obiettivi. Adesso ci stiamo concentrando su quelle che sono le conferme e soprattutto sulle quote, soprattutto sul 2004, però siamo molto vicini a aver chiuso gli accordi che pensiamo, con un occhio e una piccola speranza all'eventuale ripescaggio in Serie C. Direi che la squadra sarà toccata il meno possibile, abbiamo confermato già tanti dei ragazzi che erano parte del gruppo che ha fatto molto bene quest'anno nel campionato di Serie D. Direi che sta procedendo tutto molto bene, tutto in accordo ai tempi, abbiamo già concluso qualche cosa che annunceremo già domani mattina dalla prossima settimana. Un piccolo rammarico per qualcuno che ci lascia, che magari avremmo preferito che rimanesse, ma giustamente le sirene in questo mondo sono tante e quindi non tutti hanno accettato le nostre proposte e hanno deciso di cambiare società. Diciamo che per adesso un grande riscontro, un grande interesse dei ragazzi, degli atleti a venire a Chioggia e quindi sono molto contento di come stanno andando le cose, sono convinto che anche quest'anno ci ripresentiamo ai nastri di partenza molto competitivi e molto forti. Siamo con Luigi Fautelli, direttore sportivo del Borgoricco. Luigi, il prossimo anno che tipo di campionato vorrà fare il Borgoricco dopo l'ottimo piazzamento di quest'anno? Beh, è stato un campionato esaltante per noi, quest'anno siamo arrivati secondi. L'obiettivo è di stare comunque dalla parte sinistra della classifica. Sarà dura perché ci sono squadre attrezzatissime che stanno spendendo tantissimo e speriamo di continuare con questo trend. Ci siamo sempre migliorati, ma migliorare un secondo posto vuol dire arrivare primi, quindi è difficile. Allora speriamo comunque di rimanere dalla parte sinistra della classifica. L'ultima domanda, te lo aspettavi un Borgoricco, un campionato come quello che ha fatto quest'anno, in un girone molto competitivo? Mi aspettavo un grande campionato perché ero convinto che la nostra squadra aveva i numeri per far bene, anche se non eravamo tra i candidati, perché comunque già nei 2 campionati da Covid eravamo una volta quarti e avevamo appena battuto degli squadroni e l'altra volta eravamo secondi a un punto dal Vigasio, quindi non avevamo cambiato molto e eravamo convinti di fare bene. I risultati ci hanno dato ragione, poi ci vuole anche un po' di fortuna e qualche volta è andate bene. Poi quando siamo arrivati ai playoff abbiamo trovato delle corazzate e quindi abbiamo capito che ci vuole ancora un altro step per fare il salto di qualità. Siamo qui con Ennio Dalla Fina, direttore sportivo dello Schio. Un campionato sofferto, ma la cui salvezza è stata voluta con tutte le forze. Ennio, quindi per il prossimo anno che tipo di campionato ci si aspetta dallo Schio? Sicuramente non terminare ai play-out. È stata una sofferenza, ma alla fine è una grande gioia perché è stato come vincere il campionato. Fare il mercato adesso per fare il meglio dell'anno scorso non è facile, adesso è un periodo in cui tutti vogliono e tutti pretendono, quindi sarà molto difficile. L'obiettivo è poterci salvare, dopo si vedrà. Uno Schio che quando ci eravamo incontrati, Ennio, me l'avevi detto prima della partita, volevi tenere la categoria a tutti i costi. In un certo momento
momento c'è stato il rischio magari di rischiare di retrocedere, ma probabilmente nel periodo delle partite, delle due partite più importanti, è venuta fuori la vera anima dello squadra. Beh, la vera anima, ecco, lì posso dire una cosa, probabilmente questa anima c'era già fin dall'inizio, perché l'obiettivo nostro, in base ai giocatori che avevamo, era quella di salvarci tranquillamente, solo che purtroppo le scelte fatte anche da me inizialmente non sono state tanto positive. Poi nel corso dell'anno e fortunatamente alla fine ci siamo accorti che c'era qualcosa da rivedere. Io penso insomma che il livello per 3-4 squadre è di altra categoria, però le altre squadre se la potevano giocare tranquillamente alla pari. Probabilmente il fattore tecnico, cioè parlo dell'allenatore in panchina, influisce tanto, perché in una categoria come l'eccellenza conta tanto avere un allenatore capace. Siamo qui con Massimiliano Lucchini, direttore sportivo del Mestrino. Che dire, Massimiliano, se guardo il girone del ritorno del Mestrino, è stato un girone di ritorno straordinario. Che obiettivi, che ambizioni ha il Mestrino per il prossimo anno? Buoni, però misurati sempre alle nostre forze, nel senso che l'anno scorso abbiamo fatto sicuramente di più di quello che ci aspettavamo, facendo un ritorno importante con 8 vittorie consecutive. Quest'anno siamo molto tranquilli, coi piedi attaccati per terra, vogliamo fare tesoro sia delle cose negative e anche di quelle positive dell'anno scorso, e quindi replicare le cose buone e avvicinarci il più possibile al risultato dell'anno scorso, sapendo che ripetersi è sempre difficile, per cui quello abbiamo come sicurezza. Poi sai, la squadra è stata un po' rivista per tanti motivi, però ci sono tante motivazioni, tanti stimoli, i ragazzi che restano sono motivati, quelli che stiamo cercando di portare altrettanto, per cui abbiamo fiducia e entusiasmo che ci arrivano dall'anno scorso, quindi comunque siamo contenti. Siamo qui con Carlo Perrone, allenatore l'anno scorso in terra straniera in Portogallo, quindi raccontaci un po' l'esperienza, come è stata appunto nel paese iberico. Ma da dove parto? Partiamo dall'esperienza di vita meravigliosa in un paese bellissimo con un clima straordinario. Esperienza sportiva altrettanto meravigliosa, perché siamo riusciti in condizioni non facili a vincere il campionato, a essere primi. Fino al girone andata primi imbattuti, nel girone di ritorno perso l'attaccante per motivi economici, abbiamo dovuto far fronte alla rinuncia del nostro attaccante migliore che è andato a giocare in Serie A, però siamo riusciti a mantenere il primo posto, quindi è stata una cavalcata veramente molto molto bella. E finita male poi ai playoff, perché nel frattempo l'investitore italiano aveva abbandonato la squadra, noi italiani siamo stati messi un po' in disparte, e nonostante questo siamo riusciti comunque a vincere il torneo, però non c'erano più le condizioni per poter rimanere, per poter finire con i playoff il nostro campionato. E quindi tutto sommato però devo dire che è stata un'esperienza che rifarei. Avevo un gruppo di ragazzi meraviglioso e abbiamo ottenuto veramente anche molti riconoscimenti dal punto di vista della qualità del gioco che abbiamo espresso. Siamo qui con Luca Boldrin, allenatore dell'Union Vis. Luca, che obiettivi ha la società per l'anno prossimo? Ciao Germano, intanto buona serata e che dire, sicuramente dobbiamo migliorare il piazzamento della scorsa stagione. La scorsa stagione è stata un'annata un po' così travagliata, abbiamo avuto tanti infortuni, quest'anno insomma la società non vuole sbagliare assolutamente. E cosa ti è piaciuto di più della squadra invece di questa stagione? Ma sicuramente abbiamo finito il campionato in crescendo, è stata una seconda parte di stagione molto importante, abbiamo fatto debuttare più di qualche giovane, la rosa comunque per il 90% è stata riconfermata, adesso stiamo selezionando quei 2-3 profili che ci possono far fare il salto di qualità. Siamo qui con Massimo Zini, allenatore dell'Union LC. Massimo, la prossima stagione sportiva come la stai impostando la società? La società, a merito di Danilo Pozza e Fabio Pilati, stanno rafforzando la
la squadra, soprattutto ancora investendo su giovani di valore come ex Cartigliano che stanno venendo fuori dalla Juniores nazionale, e per dare una garanzia in più alla salvezza più imminente e non magari risigata come l'anno scorso, dovuta alla formazione di una squadra nuova, una rifondazione della squadra praticamente. Com'è stato il livello del campionato dell'anno scorso? Il campionato, il livello delle squadre era un buon livello perché erano squadre già formate, già rodate da parecchi anni, e purtroppo noi una squadra riformata da zero quasi, per investire sui giovani soprattutto. Siamo qui con Stefano Pozza, neo allenatore dello Schio, prima esperienza come allenatore in prima squadra. Stefano, che sensazioni, che emozioni provi? Sì, grande entusiasmo, voglia di iniziare, perché insomma ero dall'altra sponda fino a un paio d'anni fa. L'anno scorso ho fatto una bellissima esperienza a Desenzano, poi chiusa male, ma rimane un'ottima esperienza, e quindi vorrei confrontarmi con questo nuovo incarico con grande voglia, grande entusiasmo, e nella speranza che ci piace e che piaccia alla società, ecco, questo cammino. Passa nella battuta, conoscendoti un po' il tuo temperamento, mi aspetto di vedere una squadra a tua immagine e somiglianza. Lo spero anch'io, no? Dai, in realtà spero di trasmettere un po' quelli che erano i miei valori quando ero giocatore, ma perché ci credo. E niente, dai, sono veramente contento di poter iniziare questa avventura. Grande in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie. Siamo qui con mister Roberto Vecchiato, allenatore dell'Adriese. Roberto, un ottimo campionato 2021-2022, parlaci anche delle prospettive del prossimo anno. Cercheremo di mantenere più ragazzi possibile, adesso stiamo confermando i ragazzi che riteniamo giusti per proseguire, e poi cominceremo a pensare, o stiamo già pensando, come migliorare la squadra. Non è semplice, perché un terzo posto, una finale playoff è difficile da migliorare, però cerchiamo assieme alla società di trovare le persone giuste. Per quanto riguarda la tua squadra, i giovani, qualcuno in particolare che ti ha colpito? È stato un punto di forza per noi, sinceramente. Abbiamo avuto tanti giovani bravi, sia gli esterni bassi sono quelli che sicuramente hanno fatto meglio, e poi sicuramente Rosso ha fatto un campionato importante, un girone di ritorno molto importante, dunque è stato un punto di forza i giovani della nostra squadra sicuramente. Grazie, sai. Siamo qui con Leopoldo Toresin, direttore sportivo del Cartigliano. Leopoldo, tracciaci un bilancio della stagione sportiva appena conclusa e ovviamente anche i programmi per l'anno prossimo. Quest'anno ci siamo salvati ancora anche abbastanza tranquillamente, 3-4 giornate prima della fine, e quindi è stata un'annata positiva. Abbiamo passato qualche momento in cui le cose non andavano bene, però ci siamo compattati per cercare di farle andare bene, e alla fine i risultati sono arrivati. Per l'anno prossimo cerchiamo sempre, abbiamo cambiato qualcosa, cerchiamo sempre dei giocatori motivati, qualcuno che ha voglia di rivalsa, che magari viene da qualche annata un po' non bella, però ragazzi seri che hanno voglia di ritornare nel calcio della Serie D, ma tornando a giocare in categoria che giocavano qualche anno fa, tipo Scappin, tipo Brugnolo, gente che conosco da una vita, che ho sempre seguito e che sono riuscito quest'anno a portare a Cartigliano. E noi dobbiamo sempre lottare contro situazioni difficili per noi, perché tutti lavorano, però abbiamo uno spirito di squadra che è eccezionale, uno spogliatoio unito, tutti per uno per tutti, questo è il nostro motto. Siamo qui con Antonio Marini, neo allenatore del Montebello Vicentino. Parlaci di questa nuova esperienza, Antonio. Intanto buonasera, esperienza nuova, dopo 3 anni passati a Bevilacqua, 3 campionati strepitosi, mi sono anche divertito. Adesso una nuova avventura a Montebello, speriamo in promozione, speriamo di fare un passettino alla volta, di costruire una squadra per fare un buon campionato. Conosci già qualcosa o è per te nuova? No, per me è tutto nuovo, praticamente è un campionato nuovo, un girone che non conosco molto bene, però spero di capirlo subito in velocità, perché sennò... Bene, grande in bocca al lupo allora, Antonio. Grazie mille, grazie. Allora, con Felice Bussolo, inviato sportivo
riguarda la Serie D, quali squadre ti sono piaciute di più, Felice, quest'anno? Beh, una su tutto è il Campo d'Arsego, credo che sia stata a livello generale quella che faceva più calcio, più bello di tutte, insomma, ecco. Complimenti a Masito, anche perché si vede, insomma, ha lanciato diversi giovani per Proprio, ecco qui che ti becco al volo subito, tu che sei anche esperto, qualche nome di giovane che ti ha colpito particolarmente? Beh, guarda, ti posso dire, purtroppo quelli del Campo d'Arsego, Coccola, Prevedello e Cupani, che è andato a Bologna, e sembrerebbe che lo seguisse anche come si chiama, Prevedello. Sembrano dalle voci, però bisogna vedere, insomma, ecco. Adesso ti faccio fare un pronostico per l'anno prossimo, chi vedi in Serie D come squadre favorite al salto di categoria? Clodiense. Solo Clodiense? No, beh, logicamente Luparense, Ciallins, vediamo Tiozza se riesce a fare bene. Qualche outsider? Beh, credo che outsider in ogni caso è sempre Cartigliano. Fa l'ago della bilancia il Cartigliano. Bene, dai. Ok, grazie Felice. Grazie. Siamo qui con Marco Fabian, allenatore dell'Euro Cassola, vincitrice del campionato di promozione Girone D. Marco, facci una sintesi di come è andata l'annata sportiva e le prospettive per l'anno prossimo. Grazie. Beh, l'annata è stata impegnativa, vincere non è mai scontato e il post-Covid aveva lasciato qualche segno, infatti da un punto di vista di infortuni abbiamo avuto qualche problematica, ma ce l'ha avuta tutti. Fortunatamente avevamo una rosa ampia e quello che ci ha permesso di arrivare fino in fondo primi in graduatoria ed arrivare a raggiungere il traguardo dell'eccellenza, che era l'obiettivo nostro. L'anno prossimo? L'anno prossimo stiamo allestendo una squadra, speriamo competitiva, siamo una neopromossa, quindi ci affacciamo all'eccellenza con molto riguardo, però speriamo di essere una sorpresa positiva del campionato. Siamo qui con Gianni Primavera, neo allenatore del Pozzanovo prima squadra. Gianni, dopo l'esperienza a Montecchio Maggiore con la Juniores Elite, il grande salto a Pozzanovo in eccellenza. Raccontaci le tue esperienze. Beh, bellissima, è la prima, quella che va a concludersi. Prima l'abbiamo anche condivisa in quanto siamo della stessa società, molto buona, e sono stato contento di aver dato una mano alla nostra prima squadra. A livello di risultati siamo soddisfatti, si poteva fare qualcosa di più. Però vedo che tanti ragazzi nostri, Federico, hanno avuto la fiducia di Federico, hanno debuttato in prima squadra. Sono stato contento per il debutto di tanti ragazzi nostri in prima squadra che si è fatta valere e spero continuino così. Per quanto riguarda il Pozzanovo sono stato molto soddisfatto della chiamata in quanto avevo già lavorato in passato con loro e mi riempio di orgoglio la loro chiamata, aver lasciato un ottimo ricordo e anche poter lavorare con uno staff di primo ordine, in particolare col DS Marzola che mi conosce da sempre. E Pozzanovo è la città migliore per affrontare questo debutto in eccellenza e sono stramotivato e sicuramente darò il massimo, come ho fatto anche a Montecchio.